Benvenuti tutti alla nostra seconda trasmissione di Impariamo a ballare il ballo sardo, quindi ore 19 lezione di ballo sardo. Ci auguriamo che la precedente trasmissione abbia avuto un effetto sortito in tutti coloro che volessero avviarsi verso questa bellissima nostra tradizione che parte appunto con i primi passi, e i primi passi non possono essere che una scuola come appunto la nostra dei Canarios, che segue regolarmente i corsi. Io, perché il tempo è appunto limitato, passerei subito alla presentazione dei passi, chiamando le gentili collaboratrici Anna e Etta. Ciao, via. Ciao. Allora, la precedente trasmissione noi abbiamo fatto vedere ai nostri telespettatori su Passu Torrà. Ecco, io vorrei adesso richiamare la precedente trasmissione con appunto i passi essenziali. Quindi mi affido a voi con questo primo impatto con su Passu Torrà. Su Passu Torrà. Del su Passu Torrà che abbiamo visto abbondantemente nella precedente trasmissione. Ora io passerei a presentare, grazie, tu così vieni, come ti chiami? Floriana. Floriana, ecco. Allora chiamerei un'altra bambina adesso per Su Dillu, così iniziamo i primi passettini. Ecco, avete notato, questi sono i primi passi, i primi passetti. Tu sei? Stefania. Stefania, ma non sei Manuela? No. No. Perché sono due gemelline e tutte e due state imparando il ballo, vero? Sì. Da quanto tempo? 3 giorni. Da 3 giorni, qui hai fatto un sacco insomma, molto bene, insomma. Allora, vai a posto e chiedo a Etta adesso, dimmi, vieni una cosettina tanto per inquadrare bene la lezione. La differenza tra Su Passu Torrà e Su Dillu. Dunque, vabbè, la differenza è nei passi chiaramente. Comunque Su Passu Torrà è più facile per i maschietti, mentre invece Su Dillu è più semplice per le femminucce, perché sono solo due tipi di passi che fanno, mentre invece i maschietti fanno diverse coreografie.
Allora Anna, tu cosa consiglieresti ai telespettatori, in particolare ai bambini, perché ci auguriamo che ci stiano seguendo i bambini, che tipo di musica si può consigliare perché possano seguire con con un certo criterio il ballo, soprattutto su Dillo? Allora, c'è un tipo di musica che non sia né molto svelto né molto lento, nemmeno, è un piuttosto accentuato, cadenzato, insomma, che segni i passetti soprattutto. Ecco, moderato perché il bambino non sia portato in un vortice magari che gli è difficile seguire. Bene, allora io arrivato a questo punto procederei con il primo gruppetto, la prima fase, come dall'altra parte, e passiamo alle nostre... Bene, zio Matteo, noi vogliamo tanto bene, comunque glielo diciamo sempre perché ci segue e segue soprattutto i bambini, è un'istituzione per Nuoro e quindi noi siamo lieti di averlo sempre in mezzo alla nostra associazione. Io vorrei chiederle a zio Matteo che cosa la differenza adesso di questi balli tra il ballo in piazza e il ballo appunto studiato o che noi stiamo insegnando ai bambini. Beh, il ballo in piazza si può dire un ballo alla rinfusa, ognuno fa quello che può, vi sono degli ottimi ballerini, anche dei gruppi, ma vi sono anche le altre persone che tanto di fare saltare per gioia, per allegria, si mettono in mezzo che qualche volta disturbano anche i veri ballerini. Invece il gruppo è ordinato perché si segue dall'inizio, c'è un programma e tutto va bene. Perché le figure se non si studiano non si possono fare e un ballo figurato è anche un ballo bello perché dimostra che chi insegna sa insegnare, ecco. Bene, allora arrivati a questo punto io ringrazio zio Matteo e chiamerei un altro nostro componente che segue il gruppo con un altro strumento, l'armonica a bocca. Tonio, vieni Tonio. Ciao Tonio. Ciao. Allora, io vorrei far sentire ai nostri telespettatori la sequenza dei 4 balli di Nuoro. Tu suoni l'armonica a bocca e vuoi fare un saggio della tua bravura. Bene, questo era su Dillu. Su Ballutundu noi questa la sentiamo da Orune, no? Ballutundu di Orune. Ora fai sentire su Dillu. Bene. Adesso dovrai farci sentire su Passu Torrau, cioè faceva parte della prima lezione che abbiamo già fatto la precedente trasmissione.
Bene, questo passo Torrau. E concludiamo con Sadanza. Bene, abbiamo così fatto sentire, come detto la precedente settimana, i nostri bambini una volta che spiccano il volo diventano automaticamente insegnanti. Loro, anche loro erano, quando erano un po' più piccolini, facevano parte del minigruppo. Adesso sono nel gruppo titolare, o quasi, insomma, sono sulla pista di lancio. O no, Giampaolo? Allora, noi adesso procediamo con i gruppetti, e ognuno la propria fase. Io lascio il microfono a Tonio e iniziamo appunto con la prima fase.